Sindaco, oggi inaugurazione di Casa Fenice a Susegana, un progetto che insomma arricchisce quella che è l'offerta della comunità locale. Che cosa ne pensa da primo cittadino e quali sono state le tappe principali per arrivare a questo risultato? Beh, ne penso è una giornata speciale, indubbiamente, perché arricchiamo il patrimonio del comune in offerta a tutte quelle necessità sociali che stanno arrivando e soprattutto lo realizziamo in centro, come 30 anni fa realizzavamo la casa per la comunità terapeutica, per malati di mente, allora si diceva, adesso i termini naturalmente sono cambiati, ma come allora, perché arriva il vescovo oggi? Perché come allora in piazza portiamo delle strutture che solitamente non si fanno, mentre riteniamo che la comunità viva, partecipi e capisca e aumenti il proprio tasso di partecipazione sociale proprio toccando con mano le necessità. La casa nasce naturalmente, è stato spiegato prima, dai le due presidenti e vicepresidente dell'ATS, nasce da un vuoto che da altre parti non è stato possibile realizzare una struttura del genere, dunque c'erano a disposizione i fondi, bisognava correre, ma eravamo anche tranquilli perché correre significava avere 2 anni di tempo e invece ci è voluto, purtroppo come sempre in questo paese, 1 anno e mezzo di risposte epistolari per arrivare a comporre il quadro e partire, e poi abbiamo fatto la gara alla fine inverno e abbiamo iniziato a lavorare in primavera, e cioè vuol dire che i tempi gara e i tempi lavoro sono circa 6 mesi e mezzo, 7, no? E abbiamo naturalmente avuto il felice incontro con l'impresa Merotto Bau, con la sua guida tecnica che ha seguito come fosse casa sua questo lavoro, e siamo arrivati nei tempi, perché tanto è vero che domani dovremo consegnare, domani intendo lavorativo, cioè lunedì dovremo consegnare la struttura alla sua operatività ed effettivamente la consegniamo per lunedì prossimo. C'è qualcuno, qualche realtà in particolare a cui si sente di rivolgere il proprio ringraziamento? Ma intanto ringraziamo la struttura amministrativa comunale, perché ci ha seguito e ci ha sostenuto, e come avete visto gran parte dei dipendenti comunali, quelli almeno che più vicini, che potevano avere del tempo a disposizione, erano qua per collaborare a organizzare la mattinata, ma soprattutto per dimostrare la presenza a questo tipo di attività. E poi naturalmente devo ringraziare il Vescovo, perché la sua parola è una parola fondamentale, e ripeto, come 30 anni fa il Vescovo è venuto a proteggere l'amministrazione comunale dal fatto che sembrava serpeggiasse il detto, no, il matto in piazza non deve esserci e tutto il resto, invece là è andato e qua è andato, e ringrazio naturalmente Monsignor Vescovo di essere stato qua questa mattina, ma ringraziamo la nostra comunità perché ci ha dato quella fiducia che serve per poter mettere a disposizione un patrimonio per realizzare un'opera che è sempre un'opera comprensoriale.